Allora, mettiamo belli comodi. La chat dovrebbe funzionare, quindi vediamo solo un attimo se questo è tutto a posto. Si doveva fare no, qui, ok. Testo sta al massimo. Mettiamo anche mostra i pronomi. Se qualcuno c'è i pronomi, li leggiamo. Ding quando arriva un messaggio. Oi Stefano, bonsoir. Ciao Stefano. Oh, ha funzionato però il programma della chat. Meno male. A posto. Allora, siamo pronti, siamo carichi. Mettiamo il collegamento in chat. E 1, e 2, e 3. Timer è partito. A posto così. Vediamo se stasera sarà canonico oppure no. Che però non fa vedere da dove, quindi mostra la piattaforma. Ok. Diciamo si è resettato completamente, però adesso va meglio. E lui è il Super Saiyan della leggenda. Va bene. È affezionato però torna. Lascia stare, lascia stare, lascia stare. Lascia stare. Va bene anche così. Il moderatore starà facendo all'amore perché ha postato che No, sì, è giornata di festeggiamenti, ci sta. La ragazza dovrebbe essere fatta santa in tutti i modi. Va bene, lascia fare. Quanti portali? Sono tanti portali, già ma tanti, nel regno tanti. demoniaco. E uno vanno nel regno, mica vanno tutti qua. Ci sono tanti posti, tante Le realtà. porte del regno demoniaco Ci sono tante realtà. sono portali dimensionali. Anche stasera io non ce la faccio. Ci dite. Dai, ma. Dragon Ball. Questo è Daima. Dai. E fino a qua ci siamo. C'è pure nel titolo. Questi come si chiamano i robot? I Maga... No? No. Tamagami. Bravissimo. Ok. Bravissimo. Ricordavo Magatari al contrario. Bravo, però, bravo. Già, già, già. Shadow. Si riprende. Il terzo occhio. Finalmente sto cazzo di terzo occhio. Massima potenza, no. Guarda, questa, No. questa è massima potenza. Questa è massima potenza, ok. Sì, sì. Va bene. Sono manca arrivati. Potentissimo. Lui è il più potente di tutti. Sì, li evita con tutta tranquillità. Non vi permettete. Poi è stato un po' rompendo i coglioni, però, Ti avevo inviato un audio, F. Aspetta, Francesco, ma lo sento un attimo, A aspetta. me mi avevi inviato un audio. A me. Sì. Sì. Aspetta, Francesco. Ti avevo inviato un audio. Quanto tempo fa ti fa pensare che l'hai inviato? Almeno un paio d'ore. Un minuto fa. Ah. Momento. Sentiamo.
possiamo finire di vedere i cazzi e possiamo fare Project Zomboid. Dipende quanto tempo c'hai, Francesco, ovviamente. Se devi Tanto sono svegliare- solo 2 puntate, durano poco. Vedi tu a che ora ti devi svegliare. Noi volevamo fare Yasuke Simulator, però a questo punto preferiamo giocare con te, Ovviamente, se ci sei, come no? E Yasuke si fa se domani. non è già scomparso. Vai Vegeta, rompi. Vai Vegeta. Cazzato Vegeta. Insomma, Persona corretta, seria, io ci sto. sincera. Un minuto fa. No, Vegeta, preso bot. «40 minuti non mi regge la stanchezza». Allora, se tu domani non hai niente da fare, lo sai già da adesso, partiamo dal primo minuto con questo. Quindi ci teniamo aggiornati durante la giornata di domani? Perfetto, Vegeta c'è. Però avete sprecato un insettino così. Vabbè, torna a cattare. Massimo si dicono a comprare. Vedo là. Ok, Vabbè, allora ci fammi teniamo sapere. comunque aggiornati domani, allora. E auguri. Infatti, Francesco, auguri ancora. Quando la fanno, Santa? E ricordati pure, Francia, i Rothschild, Ricordati Rothschild. Cross. Ma Sì. Sì. Perché no? un ragazzo strano. O la cintura, Ah, cioè, che questo è il terzo c'entrava otto, c'entrava quindi- qualcosa. C'entrava è qualcosa quello. per davvero. Cioè, ce l'ha lui sulla cintura. È proprio quello. E perché, cioè, come fa ad avercela lui? Perché ce l'ha lui? L'oggetto più incredibile Non va e ce l'ha lui sulla cintura così. bene. Ok, capiamo. Mm. Allungati. Allunga. Si è allungato e ha fatto pure pezzo pezzo, tutto pezzo. Avete sparato finora. Bastone pisciati. Francesco non dice pisciati. Ci allungati e poi pisci. Ma sei veramente pazzo. Avete rotto mo. Finemmo i coglioni, voi i laser. Fate fare una mossa pure a noi. Tu devi dare un paio di spiegazioni. Perché? Come soprattutto? Ah, c'era proprio letteralmente nel palazzo sta l'ultimo. Proprio... ma la Tanto sfera comunque è no. inutile che la sfera non Sì. c'è. Quindi. Ecco qua. Fissio cugine d'Arbula. Faccio esplodere aerei. Francesco non si fa. No, Minchia, è reato, Francesco. Sarà un cugino di Darbulo. Intanto vi tengo di sotto. Ah, è un gioco. Che gioco è, Francesco, che fa esplodere degli aerei? Scusa. Comunque. Ok. Ah, Ace Combat 7. Ok. Ok, ok. Ci sta. E Arbola, giustamente. Arbula. Bravo, fratello di Kaioshin. Un po' strano. Non bene nell'otto. Mm. Non mi interessa. Ti ho detto me lo devi portare, Vabbè. punto. Cazzi tuoi. Io sono il capo. Punto. Che cosa farai tu una volta ottenuto questo? Oh, Chi è che ci sta spiegando? Vabbè. ok.
Mm. Ma quindi lui allora può fare la trasformazione. Ah, Mm. è stata proprio finta. Ciao, Darbulone. Ok, Darbula voleva prendere il potere del padre e poi qualcosa Sì. gli è andato storto. O no, ma parte l'enigma. Sembrava ci avessero il ciuffone davanti quei Sì. soldati lì. Oh, è sempre lui. Sempre lo stesso. È proprio quello, è Paul Paul. Ok, sei riuscito a prenderlo. Ok, non l'hai preso. Eh no, Darbula, c'è problema. Calla. Ok. Vabbè, Darbulone era più forte. Bei tempi. Ok, dai pure un po' di lore Ok. di No, no, ma picchiola. così ci sta. Che comunque sono cose aggiuntive che possono essere retrattive, ma No, non sì, ti sì, sì. obbligano a Al cambiare commesso alcune va cose. bene. Questo Poi va lui bene. l'ha trovato così per puro Lui l'ha caso. trovato. Posso. Quindi scusami, tu te lo sei messo, quindi No, e te lo devi mettere in fronte solo per in avere i poteri. fronte. Lui non lo saprà neanche. Attenzione. Ci sono giustamente i soldati infiniti. Minchia, sono tanti. Sono un bel po', sì. Bungo, bungo, bungo. Sì, ma la squadra Genio. Penso apparirà a breve. Siete nel centro. Mm. Ecco. Oh, signorina, le vuole il potere supremo. Non lo vuole. Se ne frega un cazzo.
Ma no, è la tua cintura preferita, è il potere supremo. No, Ma lì è un deficiente. Non si può fare niente. va bene. Sai, vabbè, per lui era una cintura e basta. Sì, sì. Non hai mai pensato di prendere quell'occhio e metterselo in fronte? Capì? Niente, Cioè, giustamente come vai a pensarci? vabbè, sì, se no Junior non morirebbe mai. Quei due stanno dormendo là sopra. Ferrini, tutti e Ma due. penso che a breve entreranno in azione. Troppo tempo fermo. Majin Buu e Majin Buu. Come si potrebbe fare? Allora, intanto si mena quanto più possibile. No. Junior, fai un piccolo cannone speciale. Super robottone? Freeze. Che cos'è? Super robottone di guardia modello più. O super guardia. Un carro armato, mi sa. Salve. Sì, sono carri I Pippi armati. Baudi sono. E questo è un problema, vero? Questi mi sa che faranno un po' più male. Oh no. Eh no, questo fatto male. Sono una rottura di cazzo sti colpi. Ragazzi, e che cos'è? Ragazzi, questo è un Questa è proprio problema. paralisi, non so manco danni. Vedi, puoi aver anche distrutto delle divinità, ma se ti sparano in tanti c'hai dei problemi, eh. Divinità qua non ci sono. Però ci sono dei problemi, capito? Quello sei. È Dragon Ball. Quando è che sta arrivando? Uno, due. Fuoco! Bomba fotonica! Ha usato bomba? Chi ha lanciato quella cosa? La donzella. O è qualcuno che sta lanciando... Vedi, ci sono tipo i separatisti, i liberatisti, i frontalisti. Ah no, eccoli qua, eccoli Ah, qua. sono gli uomini del papà della tipa. Di Panzi. Sì, Fronte di liberazione. sì. Solamente ognuno nel mondo suo combatte con le sue armi. Sì. Vai. Sembrano i pad quelli della Play per il War, i Move. Occhio al colpo, però sì. Boom, è colpito. No, ma mo loro li fanno fuori tutti facilmente, però una botta sarà sorpresa. Bene, come non detto. Oh, sono esplosi. Ok, morti tutti. Così. No, dai, sono vivi. Dai, sono scesi a terra tutti giusto giusto, dai. Ok. Potentissimi. Bellissimo. Dragon Quest comunque. Uh, Cioè, lui è proprio uscito da Dragon Quest Sì. palese. Vabbè, il maestro è sempre il maestro, io se ne da fa.
Fiona di Shrek. Fiona super incazzato e Ancora con di uno più. spadone. Ok, mole super bot. Mamma. Grande tempesta di granate. Uah! Ok, pure sanno dare le botte loro, ok. Potentissimi, Junior e Vegeta, che combo. No, dove andate ragazzi? Boom, a cazzotti. Potentissimo. Vai, Vai con la doppia combo, vai. doppia combo. Babbo e figlia. Anzi, tripla combo. Porta tuo figlio al lavoro. E quella combo. Sparo come cazzo amo. Non... No, non serve. No, li ammazza. Ah, Aspetta. e finalmente un po' di Grodolon. Sei un pochino incazzato, aspetta, aspetta. Un po' di Super Saiyan 1. Aspetta. Così, tanto per gradire. Oh, oh. Aspetta, aspetta. Ecco qua, aspetta. Ecco qua, ma ne sparo un po' così, aspetta, aspetta. Ecco qua. Finalmente, forse un po' troppo. No, perché piace combattere, piace tutto, però ad un certo punto pure... Basta. No, no, è possibile. L'hai appena visto, quindi è possibile. Ecco. Ci sono loro. Dai, dai, è il loro momento, dai. Oh, Tanto dureranno 2 minuti. un po' nervoso però il bro. Anche lui sa che secondo me... Ma no, un disastro. Potentissimo. Ok, l'assalto alla fortezza è Il fatto. re è un fratello comunque. Ok. Quindi adesso lì c'è il castellone. E Allora, si va alla prossima. no. Andiamo alla prossima, un attimo solo che cambio il titolo. De Gesù. De Gesù. De Il Gesù. fratello di Kaioshin. Quindi la puntata su di lui farà qualcosa. Ma soprattutto i Rothschild. Cosa c'entrano con Dragon Ball Daima? Magari hanno finanziato il progetto, che ne so. Bravo, questo mi è piaciuto. Ho fatto un bel... Ok, allora. E 1, e 2, e 3. A posto. Dragon Ball. Dragon Ball. Anzo Natsunetema. E gli esordi ci sono stati. Tante botte sono state date. Tante cose sono state dette e tante cose sono state mostrate. Ma non tutto è canonico. Lui è il fratello canonico. Canonico, Lui è il fratello canonicissimo. Raghiscione per gli amici. Poi lui è diventato il primo Super Saiyan ed era l'unico
della leggenda, e poi tutti quanti giustamente. Vabbè, in realtà non è esattamente proprio il primo Super Saiyan. Che Super il primo è Saiyan, la stato leggenda... Bardak, il primo che si è No, quella trasformato. cosa non è canonico, c'è Ah, una non cosa è dello canone spin-off, neanche non quello. è canonico Vabbè, no, quello. no, so che c'era l'episodio C'è, dello esatto, spin-off molto per questo. simpatico poi. Però in teoria il Super Saiyan è già esistito, Toriyama Mm, già nei mezzo parlò di questa cosa, anche il Super Saiyan God era una cosa che, vabbè, poi in Super ovviamente, però ok. era una cosa che già era esistita, su un Saiyan Yamoshi se non erro si chiamava, che riuscì ad ottenere questo potere, ed essendo che si è creata la leggenda del Super Saiyan prima, vuol dire che qualcuno c'è stato prima. Però il nostro Magari primo Super era Saiyan, ecco, qualcuno con una parrucca blu in testa e oh, è un Super bravo, Saiyan leggenda. bravo, No, certo. è uno con la parrucca. Però c'è il fatto sempre che i Saiyan puri hanno tutti i capelli neri, Anche questo è vero. quindi non può avere la parrucca bionda, in teoria. Cioè, nella lore di Magari era Toriyama, albino e aveva i capelli colorati base di un colore diverso. tu dici ha fatto una fanchetata e Poteva si essere così. tinti. Sì, va bene. Già, già, già. Solo Goten è stato sfortunato. Padre coi capelli neri, madre coi capelli neri uguali a Gokuden. Secondo me sarebbe dovuto uscire non Super dopo anni, ma questa. Facevi uscire Sì. questa qua con un pochettino e poi ti portavi dopo Super dando un collegamento a tutto. E Mm. Toriyama è già avanzato, lo zio. Vabbè. Avanzato prima a Vabbè, Sino. quello là poi ci sono pure cose che noi non No, sapremmo certo, cioè, per carità. mai, Però purtroppo. la prima idea probabilmente che gli è venuta o che ha voluto mettere all'opera dopo quello è stato super. Questo E questo è magari... un misto tra il primo Dragon Ball e Bravo. Dragon Ball Z, però gestito un No, bel po' c'ha meglio. un sacco di riferimenti. Questo è il GT che Toriyama voleva fare. Perché che è? Sì, È Dragon Ball GT però che Toriyama un'ultima amava. avventura, un'ultima avventura. Esatto. E io onestamente lo sto già preferendo a quello che è il GT, onestamente. Preferisco questo al momento. Vabbè. Boh. Perché là era più un viaggio nell'universo, perché c'era il mondo di come lo facciamo più grande dopo che abbiamo girato tutto il mondo, gira all'universo. Vabbè, ma dai, ragione. Qua è più un ritorno alle origini, è proprio il senso d'avventura di Ma pure la girare. squadra è più interessante, seppur Glorio e la ragazzina non è che mi fanno impazzire, però là c'erano Trunks idiota e Pan la rompicoglioni, Vabbè, cioè... loro sono caratterizzati bene come personaggio, ma poi è resa bene a schermo il ok, abbiamo sconfitto Majin e siamo super potenti, però comunque ci sono delle nuove difficoltà, Sì, siamo un attimino, no, o attento comunque a Dende, Darbula sempre forte quando un Super Saiyan 2 era praticamente, assolutamente. quindi non è che stiamo parlando di scemi per i livelli di potenza che No, hanno, no. mo. Però qua hanno reso la cosa dell'ultimo combattimento era molto più forte l'avversario e qui avrebbero potuto risolvere tutto facilmente, però è stata gestita al meglio nel dargli il giusto risalto alle Oh no, battaglie. Eccoli qua. oh no, È a posto. sì. Tra l'altro c'avevano i colori della squadra Gigno Sì, negli occhi, bastardi. dai, fate il balletto, dai. Cadem! È a posto. Bene, Danima, questo non è Daima, è Danima. va bene. Ah, Poi c'è quello con la posa così, va rapina. bene, va bene. Elia. Dai, Goku, fai la battuta sulla squadra Ginyu, dai. Infatti sì. Pure tu, Vegeta, dai. Dai, Vegeta. Gaimoi! Ok, Oh. dai, fate battuto. Yeah. Va bene. Dillo! Dillo!
Vai Vegeta, vai. Ecco qua. Fai battutina, dai. La vendetta di Vegeta. Ma gli arriva un cazzotto in faccia. No, mancato. No, Ecco qua. Suka. È uno. Non funziona. Invece vedi Super Saiyan 2 subito, veloce veloce con questi, dai. O tre. Per dirsi voglia. Cioè, dato che c'è. Vabbè, per non farli troppo male, capi? Cazzottone. -2. Oh no, un pugnale. Che paura. Ecco. Vaffanculo. A posto. Grazie per aversi scelto. Arrivederci. Che pena. Avanti un altro. Sì, sì. Ah, ma proprio il super capitano, ok. Vai capitano. Capitano l'hai mancato. Quando c'ha la spada con la palla sopra, quindi c'ha una spada che spara. Ok, lui sta dando un po' di filo da torcere in più, però no. No, si è cagato in mano. Attacco speciale. Sono tornati. Vabbè. Grande palla di fuoco. E quindi? E quindi? Super pallone di fuoco. Oggi può fare Big Bang Attack, che è un sacco di volte, che non lo fate mai. Gli è saltato di mano. La palla è rimbalzata e è esplosa in aria. Si è appicciato la mano. Figura in me. Vabbè. Va bene. Va bene. Ecco qua. Ecco qua. Problema risolto. Squadra speciale tolta da mezzo. Ma comunque ci Vabbè, vogliono l'avevano bene preso come con squadra. Vabbè, l'hanno preso con simpatia. Ecco qua. E te già non siamo morti, già va bene così. Salve. No. No, testa. Vabbè, molto gentile. No, guarda, non so cattivo. Tu sei il cattivo. Un nano. Ah, lei non se la vuole tenere per lei, la stava portando La al porta a re. quello, si gliela mandata quello. Ecco. Appunto. Prendi la Prendi, ricompensa. vai, arrivederci e tanti saluti. No, una porta. Minchia Glorio, sei veramente inutile. Comunque non ti portano manco in battaglia. Lui porta la palla. Sembra un cazzo, Glorio. Lui alla prima occasione prende e se ne scappa. Oi Regen, Ciao, bonsoir. amico mio, buonasera, Regenone. Vedi, ho postato il link se ti vuoi aggiungere, tanto mancano metà 10 puntata. minuti. Che passato? Sta passato. Avrà visto il fratello, Cagato avrà sopra. visto qualcosa. Cagato nel puzzone.
Ok, dove porti l'infante? Harry Potter. In questo castello si cammina soltanto. Va bene, va bene. Madonna mia. Non funziona? Sì, tanto effettivamente basta, salti le scale, E via. ci voli sopra. È bellina, voleva andare, ma Oh, potevi dirglielo semplicemente, posso venire anche io. ok. Dovrebbe essere riuscita ad entrare pure Reagan. Dimmi se sta andando, se ci sono problemi. Era Può successo? darsi che attiva la pausa e non rendendosene conto ha messo in pausa. Sì, è stato lui. Oh, Ok, però penso sta andando. aspetta. Ok. Fratello. Eh, direi no. Effettivamente. No, non si fa. Brutto gesto. Ma lo sta distruggendo. Sono stato eletto divinità universale. Eh, oh, E non è facile. No, non si oh, fa. Lascia stare Dende. Tu sei imbecille e non ti sei reso conto che te lo stavano mettendo in quel posto tutti. sì. Secondo me sì. Penso anche un pochino secondo tutti. Ma cosa te ne fai di Dende nell'effettivo? Ma pancia, non serve un cazzo però. Cappello magico. Sì, ma, ma, ma è stato coso? Ha fatto il Sì, e lancio di... come ha fatto a fare sta cosa, mo? Grande, piccolo... Ecco, Wow. adesso lo potete menare. A posto, Come è andato fatto. già? Menato. Ragazzi, ma, ma... Ah, ok, dicevo io, ok, questo non ci credevo mai. Bravo, Glorio. No, Dende, Piccolo Dende. Piccolo dente. Dende, tutto a posto. Piccolo Dende, a Sempre Goku lo conosci, dai. bello, piccolo dente. Sì, è un po' curioso, effettivamente, però è dentro. Cioè, Ecco qua. stai tenendo il dio della nostra terra in braccio in questo momento. Vabbè, Però sei da solo ora, bro. Non è più nessuno. effettivamente. Eh, Però lui adesso ha questo. ha sbagliato persona.
Però a lui gli è entrata benissimo, dammela a me, dammela subito. È un po' esagerato per un cappello lanciato come... Sì, sì, è stata al momento distrazione, Reigen. Abbiamo anche scoperto che cos'era sta cintura, va bene. Ah, come no, certo. Era dell'ex. Oh, addirittura. Prendi Mazza, quello che vuoi, giustamente. sono diventato il più forte. Quindi lo Ok. utilizzerai? Dai poteri demoniaci sgravati. Sì, esatto. Mamma mia, che fine ignobile De Gesù che hai fatto. Mamma mia. Fratello, ci vediamo tra 1000 anni. Che delusione De Gesù, veramente deludente. Dovete trovare la sorella e prendere l'altra Sì, sfera. ok. Vabbè, ci sta, mancano 4 puntate. Tamadami e tornare adulti e poi le ultime due fight Ma finali. mandatela e vedete che non c'è la sfera. Quindi Sì, quindi bisogna trovare la colpone di sorella. scena e penso fine puntata. Non a tutti i torti. Uno per uno. Se è andato male tu, non fai niente. Non c'ha la sfera, eh. No, non ce l'ha. Tu stai proprio recitando benissimo. O forse non mi ricordo, magari non lo sapeva, non mi ricordo. Allora, vai. E mo' in culo. Oh, ecco, c'è il fight con i fratelli Karamazov. Sì, sì. Pure Bulma l'ha riconosciuto. Ci Pensano sono poi. loro, vabbè, vedi, sono loro. Tu non avevi Lui l'ha piani. messo con le mani, quindi tu potresti anche... Sembra un po'... Cioè, non ti Mettilo serve sotto l'acqua, dei quello poteri così... magici. No, metti sotto l'acqua in 5 minuti. Non penso che così si toglie. Oddio, l'ha stordito? Ah, andato in bagno. Solamente uno si incazza. Ok, sì, però ricade dentro. Però lo puoi prendere a volo. Perdonami. Lei si è presa... Ma che devo mettere tu? Tanto lei si è a posto per 2 o 3 generazioni pure. Madonna, ma è C18 che fa sempre... Va bene, va bene. Potere illimitato, già ma...
Non entra. Ok, è entrato. A posto. Perfetto. Madonna. Aspetta, mo si trasforma lui nel super mega cattivone finale. Aspetta, aspetta. Io purtroppo te lo feci anche vedere già sull'outfit. Aspetta, Questo aspetta. inizia Credo già a che sia vedere. quel nemico che io ho visto. Però a livello di trama, ok, che lo stupido più stupido diventa il super cattivo così, sì. Jiren, Ok, ci eccolo sta. qua. Sta arrivando Jiren. Vai, vai. Eccolo qua, ok, l'immagine che avevo visto. Mi piace la cosa che non sia... Non avevo pensato a lui. Vabbè, Non ti dimenticare, i diamanti possono servire. È proprio Jiren. Che palle. Toriyama, ma perché proprio lo stesso design? Ok, va bene. Ok. Ricordo un pochino Cell, non so il perché, mi ha dato l'impressione di Cell nell'ultima inquadratura, non lo so, no, non so. Vabbè, con il Allora, cancello particolare tu evidentemente. no, fermo, No, fermo, non si può fare. fermi tutti, fermi, fermi tutti, fermi, che nessuno si muova. Dobbiamo fare le cose per bene, ci dobbiamo sentire l'auto. Fermi, 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 Regen, fermo Regen. Lo so che vorresti vedere la prossima, ma stasera abbiamo una World Premiere. Abbiamo una cosa particolare. Stasera vediamo l'assassino. Stasera c'è l'assassino. Mo finiamo qua e vediamo l'assassino. Ci facciamo due risate. Così. Diciamo che è stata una scelta un po' così, improvvisa, quindi lo proviamo. Facciamo due risate. Se è un titolo che merita. La qualità del titolo, certo. Vabbè, dalle recensioni di Steam mi sembrava molto positivo, o sbaglio, questo Allora, assassino, no? Era buona. Non sono andato a vedere le recensioni. No, Franci, mai l'assassino a te, mai. E poi tu hai detto che volevi andare a dormire, Infatti, scusa. Francesco, se vuoi giocare, giochiamo, ma non credo che tu voglia adesso. Perdonaci. Comunque, Francesco, noi abbiamo avuto un'edizione speciale del titolo. Quindi... Detto, se proprio lo devo prendere e mi devo divertire, mi prendo la versione limited. Quindi ho preso pure tutti gli extra, tutti i supplementi. Dai, apri un po'. Allora, cosa apri un po', Francesco? È l'assassino vuole che apro, perché lui quando sente ci sono le super botte la prossima volta. Tutti? Sì. Ok, sì. vabbè. Limited. Sì, Francesco, ora ti facciamo vedere. Sì, Francesco, aspetta, ho preso proprio la limited perché a questo punto mi costava pure poco di differenza. Ho detto, senti, se devo cadere in basso, cadiamo per bene. Ma io ci cado proprio per bene direttamente, ma nel migliore dei modi. Quindi, solo un attimo che non ho neanche avuto il modo di settarlo perché l'ho preso tardi e l'ho scaricato tardi. Naturalmente noi lo proviamo con tutta la tranquillità. Certo. Senza pregiudizi, subito, esatto, senza... Vediamo. Noi vediamo, osserviamo e commentiamo quello che vediamo. Allora, un attimo soltanto che penso lo devo settare. Settiamo tutte le impostazioni, ragazzi, un secondo solo. Giusto un attimo. No, ma probabilmente potrebbe esserlo il capolavoro di Ubisoft. Potrebbe essere. Allora, c'ho detto, allora sarà più... Allora, questo come si aggiusta, mo? Allora, non lo so neppure io. Voi non vedete niente. Allora, aspettate un attimo, adesso vi faccio capire la situazione. Che cazzo è successo? Allora ragazzi, ora, questa è metti la chat però perché non leggo. Ragazzi, naturalmente parlo di Yasuke Simulator. Non sarei mai andato a comprare l'Assassino Creed nel vero senso della parola. A questo punto, se oggi dobbiamo festeggiare Yasuke, ci divertiamo. Certo. Solo che mo qua come funziona? Perché... C'è un problema con i menu, ragazzi. Allora, aspetta, fermo. Mettiamo medium perché sennò questo fa saltare tutto. Corretto da solo, Però si è mosso tutto qua. Allora. È iniziato, ragazzi. Giappone 1579. Okay. Poi aggiusterò le impostazioni video appena entriamo in gioco.
Si è caricato proprio male. I am Oda Nobunaga. I am daimyo. You shall be my samurai. Non credo che sia andata così. Comunque vabbè. You will help me unify Japan. Go now to the streets. Fight your way up to Takatenjin Castle, Sì, controlled by the Takeda clan. Welcome to Tutto. Kyoto, Yasuke. ok. Allora, aspetta. Become samurai. Maestro, aspetti un attimo. Fermo. No, non ti vado a Fermo, maestro. Fermati. Allora. Meglio. Almeno così. Poi. Qua sembra che sta tutto bene. Io però Si vede a tutto suggerirei schermo di mettere il drinking up che abbiamo avuto nei contenuti con la speciali. limited edition, ragazzi. Allora, Poi si apparirà il ring. va bene. Ci alleni. Ci alleni. Allora. Allora, facciamo le capriole. Facciamo le capriole. Saltiamo. Saltiamo. E con questo facciamo il crouch. Ci abbassiamo. Sì. Ci abbiamo tutte le abilità, guarda. Guardate ragazzi com'è fluido il Guarda. titolo. Ubisoft si è superata stavolta. Allora, non è quello di... Ci assomiglia. Ci sono dei dettagli simili, ma non è lui. Cioè assurdo ragazzi. I nemici non si attaccano. Va bene. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, passo a passo. Io a questo punto vado di qua. A posto. Fatto. Poi saltiamo. Ecco qua. Poi rotola. No, attenzione. 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 Guarda, guarda, guardalo com'è agile. No, io Guarda. assurdo. Il parkour è migliorato. un Ole. sacco. Ole. Ah, tieni premuto per andare in... esatto. Oh, si pronisce anche. Oh no. Allora. Cioè, Reagan, tu ti rendi conto della qualità di questo titolo? Allora, andiamo di qua. Cioè, è il miglior Assassin's Creed dai tempi di Assassin's Creed. Il miglior tutorial mai fatto dalla storia dell'umanità. Cioè, guarda che texture, ma infatti sì, Reagan, assurdo, cazzo. Cioè, Francesco è rimasto Allora. senza parole, non sa che Ecco dire. qua. Vai. Ottimo. Shinobi 6, cioè, Capriola. È assurdo. Giustamente c'è tutta una scuola di shinobi e lei è il numero 6. Va bene. Giustamente un po' di saltino, un po' di parkour ci sta. Sempre. Vedi, i samurai sono capaci di saltare anche con un'armatura pesante, che sono forti. Io so solo che sono una gaccia ad abbattere aerei. Non so cosa voglia dire gaccia. Però, ma poi quanto sta ingobbito? E Reagan è un po' stortarello, ma... No, è perché l'armatura che è pesante, capi? L'armatura è pesante, No, ma è quindi accurato, ragazzi. tendi un po' a correre in questo modo qua. Allora, Ah, vuol dire che sei scarso. Beh, Francesco, però tu sei bravo in tante altre cose. 1, 2 e 3. Ok. Dei Daruma. Perdo energia? Oh sì, ok, va bene, scoppiano. Va bene. Salve. Reagan, cioè, ti rendi conto quanto è realistico questo gioco? Allora, andiamo di qua. No, ma ragazzi, è assurdo. Guardate il parkour. Fatto. Ragazzi, è assurdo. C'è la gigicletta. Per forza. Sono le bici reali. Ok, va bene. Allora devi tenere premuto la levetta in avanti e premere A. Oddio. No, vabbè, che trick, ragazzi. Via. No. Cioè, Va bene, va ragazzi, bene. ha fatto un wall run. Va bene, va Ci rendiamo bene. conto? Va bene. Ci sono anche le rampe. No, raga. A bombazza. No, aspetta, aspetta. Devo prendere un po' di... Un po' di rincorsa, va. Allora, aspetta. Andiamo indietro. Vedi, l'altro assassino le biciclette non ce le ha. No. Allora, un attimo solo. Ok, vai. Vai Yasuke Simulator. Vai. Sì, così. No. Ma allora. Diciamo che c'ha una guida un po' particolare, mettiamola così.
Vabbè, cioè, Va benissimo, va no, benissimo. ragazzi, assurdo. Dovrei cercare di andare diritto per diritto, ma non è semplice. Vai diritto. Non ti azzardare a cadere giù, non ti azzardare a cadere giù. Sali, sali. Reagan, C'è un problema. flippa, C'è un enorme, grosso problema. flippate tutto. Allora. No. Non ti preoccupare, c'erano altre bici No. reali all'inizio. Sì, io oh, aspetta. Sei brava. A bombazza, fatto. Vedi il gioco. A posto, ora posso andare a dormire. Ma che cazzo ho fatto? Buonanotte, Francesco. Buonanotte, Franci. Ho fatto un wall run assurdo. Questo gioco è perfetto per tutte le età. Non riesco a portare sto coso, non ci Vi riesco, manca aspetta. Tony Hawk Pro Skater? Appena lo Assolutamente lanciano si sì. trova. Francesco costa 3 euro. Col cazzo che lo pago. Costa comunque 3 euro, Francesco, te lo compro io se sei un poveraccio, cioè non è un problema. No, perché non ci vai? Perché? Falliti Perché? bastardi. Penso stia dicendo anche a te adesso. Così. Grazie altrettanto. Grazie per averci scelto. Ah, quello vero? No, Francesco, che te ne fai di quello vero? Quando c'è questa edizione speciale qua. Pagato 8 euro la Digital Deluxe. Ok, questa è quella buona. Questa è quella buona. Sì. Ok. Stavolta la Ubisoft ha catato fuori un Souls-like con elementi sportivi, dice Reagan. Ah, stava dicendo a Ubisoft falliti bastardi. Vabbè, io prendo Vai. le distanze e che non offendo così il prossimo. Ok. Sto leggendo persone che se ne stanno lamentando ma gli stanno dando voti alti, quindi non capisco sta cosa. Però vabbè. Mo tra un paio di giorni inizieranno ad apparire i messaggi di come sia il titolo più bello, come sia il titolo più venduto, e poi tra una settimana circa Non gioca carattere. no, niente. Ah, puoi anche correre veloce e rompi le porte. No, vabbè, che cazzo dici? Sì, guarda, sfonda tutto. Cioè, Non distaccarti, ignaro bastardo. Ubisoft signora, anche se ti chiede una sponsor. A me possono chiedere quello che vogliono, ma verranno sempre mandati a fare in culo se fanno un certo tipo di cose. io a sponsor, ma farei tranquillamente con Ubisoft. E se non ci fanno la sponsor, lo prendiamo con i soldi nostri e lo portiamo in live. Quindi non è che dobbiamo essere sottomessi a loro. Fai il Io- titolo di merda, ti diciamo che è di Sono un merda. magazziniere di merda. Io ho preso una pistola comunque, quindi. No, vabbè. Perché sei un volta No. gabbana, Gianmarco? No, io ti voglio bene da amico e da amante, ma non sono nessun dolce gabbana. Tralalero, tralala, crocodili, bombardili. Ok, va bene. Oh no! Oh no! Sì, facci combattere. No, ragazzi. Ragazzi. Non so che cosa ho fatto. Ah, ok, se premi un pochino di più si mette la mira in prima persona. Oh, Dio santissimo. No. Ma non c'ho altre armi, qualche altra cosa, no? Niente. Madonna mia, ragazzi, sta grattando pure a me, eh. Non gira la visuale, manco sicché. No. Distruggi cose giapponesi per il prossimo gate. Va bene. Abbiamo finito le munizioni. Dammi munizioni.
No, show me nothing, aspetta, fermati. Ok, mani. Oh, katana. Aspetta, ecco qua. Vieni qua. Beh, cioè ragazzi, guardate che combo. Yasuke, more Takeda have arrived. Aspetta, aspetta. Ok. Aspetta, katana. Katana. No, ragazzi, cioè, Katana a posto, vai. A Takeda general. Good luck, Yasuke. Oh, Pippo, Pippo, Pippo. Pippo, aspetta, Pippo. è un uomo gigante. Così, ma c'ha una bandiera in testa. Allora, Chi parlano come i russi? non so, Gianmarco. Io non so cosa sto facendo, Gianmarco. Va bene, vabbè. No, fermati, vieni. Non muore. Aspetta, aspetta. Morirà. Per il potere di Yasuke. Cacciarola. Ha 67 di vita, così. Oh sì, è morto. Prendi l'energia. You are now samurai. Open the gate. Ok, adesso siamo un samurai. Sì, It's time to take sì. Tenjin Castle and destroy the Takeda Dobbiamo clan. distruggere il clan Takeda. così. Andiamo. Andiamo. Devi distruggere altre cose giapponesi, così andiamo. Posso distruggere qua. Ok, vai, sta facendo altre due cose. Ok, fatto. Ok. Quindi proprio dobbiamo distruggere cose giapponesi così per il gusto per. Va bene. Allora, non abbiamo munizioni. Vedo che Katana dice che ne hai una, quando in realtà tu te ne hai due. Gianmarco, lascia stare questi dettagli, dai. Ma è lo Shinkansen. Sì, è un treno, ragazzi. Ok, va Ah, bene. perché questa è la parte con Desmond. Mo switch e siamo nel mondo reale, giusto? Va bene, viaggia adesso. Va bene. I sedili sono enormi. Io non penso che all'epoca di Yasuke ci fosse un treno super veloce giapponese. Io penso di no, ma anche per gli schermi elettrici direi più che altro sarebbero un buon segnale per capire sta cosa, però va bene. Appena dove siamo arrivati. Tanto fa solo questo attacco, quindi anche se tengo premuto non è che faccia un cacchio. Vabbè, questo è il combo finale, è fortissimo. Più che combo finale, unica combo proprio. Combo finale. Combo definitiva. Va. Ok. Pistola ce l'hai caricata. Oh, 100 colpi. A posto. A questo punto andiamo nell'Hokkaido, sì. Potrebbe essere. Altre munizioni, prendi. Anche di qua. Destra. Ok. The world belongs to those who Oh choose no. first. Oh no. Train. I No, train ragazzi, non ci credo. Una moto da cross. to nothing. Whoever controls the Shinkansen controls Japan. Ah, chi controlla lo Shinkansen controlla tutto il Giappone. Giusto. Giusto. Vai. Vai. Credici. Credici. Vai un altro poco, vai. 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 C'è stato un problema. Va bene, va bene, C'è va bene. stato un problema di caduta. E il Regen grippa, va bene. C'è stato un problema, volevo spingere e lui si è buttato giù, va bene. Ragazzi, non ci abbiamo tempo. Ragazzi. Ok, grazie mille. A parte che qui ci... magari sono ritornate pure le munizioni.
Qua no. Ok, ragazzi, calma e tranquillità. Allora, carica pistola. A questo punto, visto che ci sono, e ce le portiamo per dopo se il personaggio non si bugga però, eh. Allora, riproviamoci. Gameplay un po' Resident Evil 2, mi sa che è Leon. Sì, Allora, ma quello Regan, da quanto ho sentito, Ubisoft si è ispirata proprio a Capcom per il gameplay del suo nuovo gioco. ok, no, no, perché di no? Perché di Si è no? andato troppo. Ma perché? 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 Ho commesso un Perché? mistake, lo zio qua. Devi Ah, prendere solo con te stesso. Raiden, offendilo. Però in maniera educata, come farebbe un gentleman. sono andato pure piano sulla passerella proprio per non avere problemi. Troppo presto. Brutta chiusa. Brutta chiusa. Marrano, Marra- giusto. Ti ha dato del marrano. Ha ragione. Devo fare una cosa tranquilla. Vabbè, Ford Takeda Clan. Ragazzi, ragazzi, basta, basta. Che danno, Ok, problema risolto. Poi giustamente se non hai la pistola non bello, prendi i questa cosa è quella che mi colpi piace di più. della pistola. Quindi ne potevamo avere molti di più già prima, però giustamente. Però va bene anche così. Tanto ce li stiamo sommando per le volte successive. Allora, Spingila. ok. Possiamo andare? Grazie. Allora, si va prima di qua. Poi Piano. si va di qua piano. Poi si va soltanto diritto, guarda. Ma- Diritto, bello calmo, Arriva fino alla tranquillo. fine e vai davanti. Ecco qua. Dritto. Ancora dritto. Ok, c'era un'altra moto là, c'è un altro checkpoint. Quindi potevamo andare pure avanti a piedi. Zappo. Ok. Dritto, dritto, ok. Adesso che qua devo entrare per forza così, c'è qualcosa dietro. Aspetta però Gianmarco, aspetta. E sto giochetto, hai capito? Noi dobbiamo andare di là. C'è un easter egg. Non è che stiamo solo perdendo tempo. Però. No, oggi No, non c'è niente, va bene. Allora, aspetta. Comunque siamo su un treno, quindi. prova ad entrare con la moto, ti prego. Qui dentro. Non basta che vai dritto, se non si apre scendiamo. Vai. No. Il piano era perfetto, ma non ha funzionato. Mi dà la vita così. La vita così. Ma meno male. Tanto la danno spesso. E di nuovo. Vai. Vai. Guarda come stuzzica la curiosità del Vai. giocatore con l'esplorazione. È vero, Reagan. Vai. 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 Oh, cazzo. No, qua dobbiamo andare a piedi così. Ma se no esplodi subito. Madonna.
A posto. Sento al Takeda Clan. Non sapevo che Yasuke fosse John Wick. Vabbè, vabbè. A posto, noi continuiamo ad andare avanti. Siamo neanche avidi e prendiamo le altre munizioni perché a sto punto. Moto. No, assalto! No, ragazzi, no, ragazzi, non mi rompete la moto, eh. Ok. Ragazzi, ma siete di adamanti o no? Non ho capito. Ok, a posto. E il problema si è risolto da solo. Ma hai parcheggiata? Salta di lato e spingila fuori. Ecco qua. Ci ho provato, ma niente da fare. Vai. 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 Code Takeda Clan. Ok. Ah, comunque per me al momento voto dinamico 10. Penso che il voto debba cambiare un attimo. C'ha Insomma. 1500 di vita. Allora, aspetti. Intanto togliamoci i piccolini da mezzo. Oh no. Allora, qua usiamo la tecnica del rincorrino. Cioè ragazzi, è assurdo, è il leggendario mostro Crablon. Perché credo si sia buggato e non ci viene contro o non ci segue. No ragazzi, era troppo potente. The Takeda are attacking the train. Dall'inizio, ma tu non stai bene, ma è da fare tutto in una botta. Allora aspetta un attimo, aspetta. Aspetta, vogliamo fare i cretini, facciamo i cretini, ma se dobbiamo farlo tutto in una botta, no, aspetta un attimo. Qualcuno lo dobbiamo uccidere però perché ci serve la vita ai proiettili. Mostro Crablon ha terrorizzato il No, Giappone per anni. Esatto. Tutto dall'inizio, no, ma è come Alt F4 allora. Fatto in chiave più comica e tranquilla. L'ha dato Russia, non era la prima volta, no. Non so. Beh, Gianmarco. Questo mo l'hai masterato lo zio. Non ti devo nemmeno dire niente, devi fare tu. E morì. È che ogni tanto scivola. E morì. Sì, a posto. Vai a piedi. Allora, scendi da qua. Vai qua. A posto. Ah, Watch out! The Ci Takeda sta. are attacking the train. Ci dovevo provare No, almeno. sono d'accordo. Arrivato a quel punto non potevo fare diversamente. Anche io. Vabbè. Vabbè, ci sta, ci sta. Io ci dovevo provare, giustamente. Io l'avrei fatto così. Ragazzi, ragazzi. Ragazzi. Siete un po' dissanguato. Allora. Un po' di munizioni qua, un po' di munizioni qua.
E torniamo sulla motorina bella. With this train, I turn days into Allora, distance into nothing. Whoever andiamo di qua. Shinkansen Andiamo di qua. Moto. Moto, perché non vai avanti? Un po' di ricorsa? Un po' di rincorsina? Ecco qua. Piano piano. Moto. Un altro poco. Aspetta un attimo. Oh. Che non... Stavo per cadere giù, non so manco io come l'ho recuperato. Ok. Allora, si va un po' di qua. Watch out! The Takeda are attacking the train. Non They sei are not abile. welcome È on the inguidabile. Shinkansen. Però in modo divertente. Allora, aspetta, mo ce la facciamo. Apriti porta. Porta. No, ha detto che non siamo un samurai. È vero. No, non è vero. Come? Hanno fatto anche altri giochi con Yasuke, quindi è per forza un samurai. Ah, Non dite bugie. Ok. Poi c'erano munizioni qui. C'erano munizioni qui. Ok. Adesso motocicletta. the world belongs to those who seek Allora, concentramento. this train Con calma e tranquillità. into moments. Si va davanti. Whoever controls the Shinkansen controls Japan. Ok. Con calma e tranquillità. Vai di qua. Non cadere di lato. Vai di qua con calma, tanta calma. Ok, bravissimo Yasuke. Vai così diritto per diritto. Bravo, non cadere giù Yasuke, fai il buono. Questo è l'ultimo blocco ed è sempre diritto. Ora effettivamente ci potrebbe entrare di culo solo una cosa. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Dove cazzo siete forti? Ok, frullato. Allora. C'erano 3 stanze così se non mi sbaglio. Ok. Questo titolo, aspetta ti leggo subito Regen, fammi togliere sti signorini da mezzo. Che questi sono pericolosi, eccola qua, non vi permettete. Sì, sì. Ok, fatto. Niente, ci hanno completamente perso di vista. Questo titolo fa ridere ma anche riflettere, esplora le paure più viscerali del Giappone come il mostro Krablon, ma ci fa anche soffermare sulla pericolosità dell'andare in moto. Il tutto su un bullet train, anima pulsante e simbolo di un Giappone che non muore mai.
ed è fatto in maniera molto divertente e simpatica. Difatti ha avuto parecchio risalto sto titolo proprio perché comunque ha scelto di uscire nella data di Assassin's Creed prendendolo palesemente in giro e sta riuscendo nel suo intento, secondo me. Sì, se devi fare il protagonista e vuoi giustificare che è un samurai giapponese, fallo, ma prendilo per quello che è, non far sembrare il tutto come se fosse l'unica e vera realtà possibile. Ecco qua. Allora, munizioni prese. È arrivato anche quello che dice: Sedia, ragazzi, sono qua per salutarvi e dirvi botte. Oi Sedia, buonanotte pure a te. Quello, Buone è sempre un botte. piacere. Noi stiamo lottando qua con cose strane e particolari. Comunque, Reagan, ho recuperato ora il messaggio, sono pienamente d'accordo, sei veramente filosofico, Reagan. Allora, ma adesso abbiamo di nuovo il polpone, Ma come? anzi il granchione. Eccolo qua. Serve un po' di vita qua, così. Difatti dobbiamo vedere di uccidere loro per prendere un po' di vita. Ok. Ok, munizioni. Ok, ma però ci servono altre munizioni. Buonanotte col chiul piena de botte, il Veneto che lingua soave. Assolutamente, grazie mille, Venom. Grazie, quello. Ah, quello, scusami. Grazie, quello. Non voglio morire di nuovo qua e ricominciare tutto dall'inizio. Ok, almeno un po' di danni a lui. Ok, troppi. Ragazzi, munizioni, munizioni. No. Usa un po' di katana così per ucciderli. A sto punto sì che... Sono bassi, non li prende. Datemi 2 munizioni. Niente, tutti energia danno. Ragazzi, qualche munizione per piacere. Ok. Ok. Non hanno appato la mia cosa che ricordo i fioi. Belli fioi. Ok. Adesso... Ma stanno spawnando e stanno cadendo giù dal treno, è normale. Sì, va bene, va bene. Finita pure la musica sotto. Sì. No, è passato troppo tempo. Allora. Andiamo qua, andiamo qua. Dai. Muori, granchio. Oh. Non vanno E avanti. adesso? Sì. Yasuke, A Gianmarco piacciono i no, no quello. No. we have surrounded No, the quello. 6 camps. I bomboloni alla crema. Supply lines. Mi piacciono i bambi, forse volevi dire, i cervi, i cuccioli di cervo, certo. Tofu Delivered 6. È crashato. E a così devo avere. Gioco, sei vivo? Sì.
Ok, sta a posto, si era un attimo bloccato così. Vabbè. Vabbè, quindi dobbiamo far fuori 6 Yasuke, campi. use the motorway and please deliver some tofu to all the camps. Then head to Takatenjin È Castle. diventato Dead Stranding. Va bene, dobbiamo consegnare. Giusto, è fedelissimo. Sotto i 9 che poi li considera andati a male. You might want to turn up the Ma cosa ne pensavi? Ma cosa pensavi? Io intendevi i bomboloni. Ah, certo. Il Bombolau. Alla crema, col cioccolato. Va bene. Champagne. No, va bene. Certo. Va bene. Salve. Ti posso buttare sotto? Madonna mia, però se poi sterza l'auto di botto. Sì. È vivo? È despawnato, però si era rialzato. È un pezzo incredibile. Yasuke Vai Yasuke, vai. Ma quello è andato perfettamente così, eh. No, ma hanno fatto. È la canzone swap. Oh no, esplosivi per strada. E lui andava in auto in giro per il Giappone a dimostrare quanto fosse un samurai. Sì, sì. Ma certo, sono sicuro che sia andato così. Proprio al 101%. Cioè, io voglio capire, questi hanno pagato qualcuno per fare una canzone su Yasuke. Io non. Se anche a me fosse venuta un'idea così, avrei pagato pure io qualcuno Sì. per far cantare una canzone del genere. Io non vedo l'ora che iniziamo a fare il fatto delle sigle, mannaggia la miseria. Ok, fermi. Consegna il tofu. Ma ci abbiamo una bomba in auto? È un Daruma. Va bene. Ok, Dovrebbe esplodere. va bene. E il primo l'abbiamo fatto. Questo è l'inizio di Initial D comunque. Però con Yasuke. Bellissimo. Allora, tanto dovrebbe essere facile. Io rallento. Rallento, piano, piano. Ok. Yasuke è stato fatto samurai per consegnare poi il tofu in macchina dopo l'assalto al treno. Ok. Giusto. Questo è il Giappone del 1579, tipo era. Sì. Con le industrie. No, ma è così. auto e i mitra. Ma io sono certo che sia andata così. Certo. Va bene. Ok, qui c'è un'altra stazione. Adagio. 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 Fermo. Fermo. Ok. Prendi il tofu, consegna il tofu. A posto, fatto. È un pezzo incredibile, così. E lui ha la sua colonna sonora. Ma se la merita il protagonista. Non è che poi è stato reso personaggio secondario ed è stato detto alle persone vi prego giocate anche con lui. No, c'entra questo. Ah, attenzione, non ne potremmo neanche parlare in live di Assassin's Creed perché è stato messo tipo un comitato, una cosa di controllo, comunque vanno a controllare a tutela dei propri sviluppatori, che nessuno li offenda per il titolo che è stato fatto. L'umiltà del lavoretto part time, esatto, Regen. Yasuke è sempre un uomo umile comunque. Ma È un'altra è canzone. partita la voce femminile ora. Va bene. Non ha una canzone, ne ha due. Sì. No, ho preso uno, aspetta. Poi si è rialzato oggi. Arrivederci.
Però vorrei prendere un'esplosione con l'auto e vedere l'effetto che fa. Solo che farlo dall'inizio. Allora, quello, vogliamo parlare di Assassin's Creed? Di cosa vogliamo parlare? Io credetemi, perché ho spese più importanti, se non l'avrei preso e l'avrei analizzato in live con voi. Non lo facciamo adesso perché non mi sembra proprio il caso di spendere tutti quei soldi, però come c'è la possibilità lo portiamo e lo esaminiamo con calma. Così come abbiamo fatto con Avowed, gli diamo una possibilità. Io non ho visto nulla, ditemi tutto. Regen, da quello che sembra, molti stanno dicendo che gran peccato, le recensioni che ho visto, che gran peccato che è sto Assassin's Creed. Quindi mo, visto che oramai di tutti i siti, non perché qualcuno abbia fatto qualcosa in particolare, tutti i punti principali di informazione, io non li reputo più attendibili al 100% per me, quindi li leggo e vado a vedere che voti mettono, giusto per capire che aria tira. Già il fatto che abbia visto 1 o più 7, che di solito ho capito che quando di un titolo si parla molto male, o almeno prima era così, se ne parlava male un pochino in giro, poi i voti erano comunque un pochettino bassi e la cosa risultava corretta. Non è più così. Visto che si è capito oramai che purtroppo il personaggio di Yasuke in Assassin's Creed Shadows non solo era stato presentato come protagonista, ma dopo tutti i casini è stato messo nelle retrovie, ma è stato reso addirittura utilizzabile al 50% per quello che è il brand di Assassin's Creed. Ok, siamo arrivati alla fine. Va bene, Nobunaga. Ok. Siamo. Oh, sunrise. The best time to face your enemies and draw blood. Kill every Allora, distruggi cose giapponesi 100. 31 uccisioni per il prossimo gate. Ok. Da quello che ho visto non è malissimo, almeno la prima parte. Allora, a livello di ambientazione nei trailer l'abbiamo sempre detto, è pura poesia, è bellissimo. Quindi sappiamo che Ubisoft, soprattutto per i titoli di Assassin's Creed, ha sempre fatto delle ambientazioni magnifiche, quindi su quello siamo tranquilli. La cosa che voglio esaminare con le mie mani di persona è se la formula di gameplay legge con quello che c'è stato un attimino fatto capire, e che non ci siano più quelle cose che rompono i coglioni o che sono state messe come questo, non se ne fa proprio, va bene, così tanto per, come usanza fare sempre di più nei titoli. Ok, banane portano bene. Ma perché devo rompere il Giappone che a me piace? Oh, vai. Mi suisce un po', ma per 80 euro forse vado solo a te. Non penso, per me, per quello che ho visto del titolo, e molti hanno provato le anteprime, e la cosa su cui sentivo più spesso parlare era che fosse comunque la solita formula stancante che da anni viene riproposta soprattutto con Assassin's Creed. Sì, va bene mettere piccole novità, va bene rinnovare il gameplay, ma se continui a portare... Pensavo fossero 2 pistole, no. No? No. Che cazzo è? Se continui a portare un titolo in un certo modo e addirittura lo presenti in un modo che, ragazzi, parliamoci chiaramente, Yasuke in Assassin's Creed Shadows era il protagonista, punto. Poi è stato cambiato per vari motivi e sta cosa se ne risente molto su quello che è successo dopo. Questa è una cosa che voglio provare
con mano, perché ho visto che ci sono varie anche, ci sono cosine un pochino interessanti, però il gameplay nell'insieme, sinceramente da quello che mi sono visto, non è che mi abbia detto proprio sì, ci spendo 80 euro, lo faccio al day one, no? Perché è sempre la solita cosa alla fine. Ah no, pure le dual. Ce l'hai. Ah, a posto. È diventato John Wick. Magical device. Sì, a posto, a posto. Allora, oggetti fatti fuori, mancano solo i personaggi, i nemici. Ma comunque mi sembrano... Ma tutto il casino pure che c'è stato di persone giapponesi che si sono lamentate di parecchi dettagli che non sono assolutamente veri, e notare allo stesso tempo come... Uno sembra che lo dica come se ce l'abbia con certe cose, non è quello il punto. Però se ci si fosse messi un attimino più di impegni, invece di creare soltanto personaggi che a quanto pare si presentano nel gioco solo come non binari e con varie identità sessuali, che giustamente nel 1500 e dispari c'erano persone che avevano e sentivano queste cose, uno non lo mette in dubbio, però non erano il fulcro principale della storia da mettere in un titolo che basa su altro il suo concetto di storia. Don't forget to Possiamo andare direttamente? Ne mancano 4. Oh, ragazzi, L'ultimo. vai. Ok, fatto. Ok, abbiamo fatto 0 minuti e 0 secondi, non so come. All will bow to the Oda. Oh Va sì, bene. oh sì, aspetta, aspetta, a posto. Si va di cecchino? I am Okabe Motonobu. You are not welcome here in my castle. Va bene. No, dammi le doppie pistole. No, no, fermo, aspetta, cambio. Non si possono prendere più. Mamma mia, non ce la fa proprio a girare. Metti il cecchino, Si è sentito male all'improvviso. Ora le mele perché avrete fatto meglio di Huawei. Senti, questo fucile da cecchino non mi piace tanto. Forse se prendi in testa troppi però. Allora, camminiamo su tutte queste cose. Minchia, già ho fatto 80 oggetti. A posto, butta tutto. Spara A posto. gli oggetti, prova a sparare alle mele come ha detto. Allora, le mele... C'è un portuallo volante. C'è una mela. Aspetta. Gioco dell'anno. Ragazzi, Gioco dell'anno. ragazzi, la roba si muove. Si muove di vita propria. Cioè, non so in che senso e ordine stanno rotolando queste mele, anche un po' quadrate, però... Usare un cecchino come un pompano nel massimo. Vero? No, ma poi fa Ovvio. pure pochi danni. Però comunque... No, usa la mira da cecchino per Aspetta. ammazzare qualcuno. Le mele continuano ad andare, non si sa con quale logica. C'è un nemico qua, c'è qualcuno qua dietro. Sì. Prendi il braccio, prendi il braccio. Sì, Ma sei pure dietro. ragazzo. Aspetta, ti libero dalle tue spoglie mortali. A posto. No, io volevo fare solo una prova, più che altro così. L'ha tolto? Sì. Alcune vanno dritte, alcune vanno là. Non so. Ok, comunque si possono un attimino pure muovere. Poi continuano a camminare in eterno. Va bene, va bene. Dice Reagan, la mela che continua a salire è bella metafora di vita. Vero? Ma difatti ci avrà pensato, penso. Lo sviluppatore.
puoi morire, grazie. Even a demon can bleed. Ok, parlano anche da morti, ma va bene così. Forza Takeda Clan. Facciamo così. Gli ho dato una testata ed è morto. Tipo, Ok. Sfonda porta. Sfonda porta. Giustamente con la pistola in mano no. C'è una mela. Ah, oh cazzo. Mica c'è un veicolo. Oh. Però gli devo abbassare un voto perché non fa l'attacco in salto. no, non ce No, l'ha. non c'è un attacco in salto. Si blocca un pochino di Prova fatti. un 360 no scope, non credo funzioni Reigen qua. Are you ready for my No. challenges? Certo. Allora, mi hai preso di sei un figlio di buona madre, sei. Ce l'avevo fatta, vabbè. L'importante è che non scoppi e fai ricaricare e cose varie. Allora. Capito? Ma non c'ho neanche un po' di spazio di manovra per aspettare per saltare dopo. Devo andare direttamente tutto d'un fiato. Va bene, andiamo tutto d'un fiato. Va bene, come volete voi. Allora. Ecco qua, a posto. Mamma mia. Takeshi Allora. scatto, eh sì. Così. Dove va? Lui è un po' confuso. Ma ce l'hanno con lui? Non ho capito. Ragazzi, purtroppo mi servite per completare la zona. No. Ok. Allora, fatto pure qua. Veicoli non ci sono. Takeshi Castle funzionava così. Sì, proprio così anche con gli esplosivi. Dai, dai. Vai di là. Suca. Vabbè. Even a demon can bleed. Ok, diciamo dovremmo arrivare solo all'uscita. Che è laggiù, ragazzi. Arrivederci. Sì, vabbè, c'è, sì. Takeshi scatto. Sì, porca la miseria, aspetta. Aspetta qua. Arrivo. Non mi frega all'ultimo. Suca. Succhiol. Che bello tutto compenetrato. Sì, ma è una gioia per gli occhi. Però funziona e anche piuttosto impegnativo. Ecco, adesso sì. Guns to
A posto. A posto. Va benissimo così. Allora. Vedi, è molto agile lui. Sì. Lui. Più o meno. Un passaggio attenzione ragazzi, muro invisibile. Non ci credo, ragazzi. Non è stato messo il limite del muro. Vabbè, voi fate finta di niente, eh? Non è successo Fall niente. Guys, oddio, Fall Guys non lo so quello. Non è successo niente. Facciamo finta che non abbiamo visto niente, eh? È successo qualcosa? No. Allora. E 1, e 2, e 3, e 4. E la puttana di solita. Di qua pure si esce? No. Sì, è Fall Guys con i mitra. No, nessuno ha visto niente. Ok, allora, tutto a posto. Riproviamoci di nuovo. Giustamente lui ha l'armatura, per questo è un po' pesante. È la puttana della sorella. Annaccia la miseria. Allora. Che lui arriva pure, poi inciampa un pochino, scivola all'indietro e cade giù. Lo Va devi bene. scrivere, esatto, quello tutto attaccato era. Piano. Ok. Nuisance streamers. Kill them all. No, sono streamer. No, gli streamer Siamo no. noi. Ragazzi, fatemi prendere le munizioni. Aspetta, fermi tu. I'm being attacked. Bro, I did not do anything. See how, motherfucker. Yo, stop. I know tripping, asshole. I have 500,000 followers. Yo, stop. Fuck, bro. Finiti? Puliti tutti? Ma non ha messo la zona del livello sotto. Non sono appoggiati bene. Vabbè. Non abbiamo visto niente. Allora, 24 di 31. Ah, Allora, sfondo porta. Sfondo porta. Che se non premo, non la sfonda. Scusami. muro invisibile. Ah no, di qua, aspetta. Di qua ci sono i nemici, di qua. Guardalo che toro. Oh no! Oh no! Oh no! Aspetta un attimo. Questa è la versione giapponese, sì, col Daruma. Va bene, Tocca fare va bene. l'inizio, lo so. Ok. Guns to Japan. With these Allora. incredible devices, we will destroy the Takeda clan. No, si deve passare quello, aspetta. Prendi arma dell'antico Giappone, vai. Ah, Ok, e fino a qua. Nuisance streamers. distrugge anche le cose qua attorno, no? Devi fare le cose giapponesi. Guarda come tu fanno, guarda i bastardi. Bro, I did not do anything. Yo, relax. Stop touching my stuff. Bro, I did not do anything. Bro. Ok, almeno ci siamo pure un pochettino fullati. Ok, allora. Lo bot è andato a nanna. Sì, è che c'è un pochettino da farlo riprendere tra una clip e l'altra, perché sennò dava un pochino di problemi. Allora, io intanto muovo. Spara a sta roba, sì. No, ma con i piedi fai prima, è che ne muovi. Quello l'importante è che c'è il tocco. Guarda, qua sale facilmente. 98, 99, 100. A posto.
Allora, ora dobbiamo stare attenti a dopo. Allora, quindi destra. Corri un po' effettivamente. Gianmarco Tocco. Sì, sono io. Allora, Devo sentire bene. Fermati. Ferma. Fermati. Fermati. sta aumentando la velocità del bastardo. Non t'azzarda a fare l'autobot. Fermati. Non rompere i coglioni. Ok. Ok. Tutta la Marzone. Sei un grande il Marzone. Vai. Allora, qua abbiamo fatto tutto, però a questo punto rovesciamo cose. La foresta dei pugnali volanti? Ah, vabbè, era l'altra volta. Ok. Va bene. I have 500,000 followers. Va bene, va bene. Buon per te. You tripping, asshole. Ok. Ho fatto tutto. Abbiamo munizioni perché servono. Anche se i prossimi. Chat, is this real? No, ragazzi. Did not do anything. Yeehaw, motherfucker. Io volevo vedere un attimo una cosa. No, 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 fa, ti prego. Oh no, ce ne sono due. Oh, no. Spoiler! Spoiler! No! No, che cazzo di guaio. Va bene, ci siamo spoilerati. Ci siamo spoilerati il futuro. Va bene, va bene. Andiamo avanti, chissà cosa ci aspetterà, chi lo sa. Ma è inciampato Non andare quello? troppo, non andare di così, non andare di così. Vai a finire dentro al buco, vai a finire. Look at this dude being all samurai. Ok, grazie mille ragazzi. Un po' di vita. Va bene. Mamma a due, come funziona? Gianmarco, non lo so, ma lo dobbiamo capire, altrimenti non possiamo andare avanti. Sono piccini. Perché? Non si può neanche andare a prendere. Va bene. Vabbè, Gianmarco, fa domanda. Tu sei ancora qui a farti delle domande? Gianmarco, il cappello. Vedi dietro qua? Stava dietro. Ok. È comunque facente parte della postazione. Passamelo un attimo. Sì, metti in sala nuda. A posto. Tutto bene. Dicevo, mi mancava qualcosa. Allora, Adesso sei un samurai anche tu. sì. Tanto a come sembra basta poco a quando mi pare di capire. Sì, sì, sì. Allora, di qua andiamo dietro.
Cosa c'è adesso? Ecco, ma non l'avrei mai detto. Allora, mettiamoci già in direzione della porta. Fermati. 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 Mi sono fermato, porca la Non l'ho miseria. detto stavolta. No! All'inizio no. No! La No! faccio all'inizio. Yasuke Simulator, per No. questa sera tu Ne posso fare. finisci qui. Oh, sono pure 0,24, quindi possiamo anche staccare, poi vediamo nei prossimi giorni cosa fare. Ragazzi, Vai, Regan pure sta andando a dormire. Buonanotte, Regan. buonanotte da me, da Gianmarco, Dai, da Yasuke, buonanotte quello, Buonanotte, quello. buonanotte Regan, buonanotte James. Francescone. Buonanotte a tutti. Ragazzi, buonanotte a tutti e buon assassino a tutti. Arrivederci. Buonanotte.